Finalmente il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova allo stesso tavolo per firmare il passaggio dei terreni di Padova Est alla regione. Tra poche ore dunque l'ultimo atto dei passaggi preliminari, l'ultimo atto che sancisce anche la vittoria della nostra emittente sulla lunga vicenda del nuovo ospedale. Aver sempre dato voce ai cittadini e fatto capire anche alle parti interessate che sempre a quegli stessi cittadini era il momento di dare risposte concrete ha di fatto contribuito a sbloccare la situazione. Bello, speriamo di andare presto anche con le sale operatorie, magari un bel trasferimento. Speriamo di andare in un ambiente un po' più grande, più curato, insomma speriamo in un miglioramento rispetto anche con il parcheggio, perché comunque io sono pendolare con l'autobus e quindi magari andare su un parcheggio grande posso permettermi di prendere la tangenziale, andare diretta. Contenta? Ma io direi di sì. Si dovrebbe andare in meglio così. Io spero, perché c'è bisogno, l'ospedale è grande ma forse bisogna di essere più grande ancora. La richiesta magari è quella di fare presto per adesso. Ma l'importante è che lo facciano, poi ci mettano quello che vogliono. Ora i prossimi passaggi sono la firma del nuovo schema per il Polo della Salute di Padova, anche da parte del rettore dell'università e del presidente della provincia, e poi l'accordo di programma varato dall'amministrazione padovana. Meglio perché qui come traffico, che io che ci vado qui Qui non ci si sta più. è troppo, poi come parcheggi è una cosa improponibile. Adesso però la cosa importante sarebbe fare in fretta. Speriamo che sia in fretta, perché è da un pezzo che se ne parla e speriamo che lo faccia, insomma. In fretta e che dopo le cose vadano fatte male, no. L'importante è che vadano fatte bene, sì, ma però che non si tiri per le lunghe, troppo per le lunghe, perché sennò allora tanto vale